Traiettorie Digitali è il format costruito dal gruppo ICT e dal gruppo fotografi e dalla Federazione Comunicazione della Confraginato Imprese Veneto per affrontare tutti i temi dell'innovazione che stanno arrivando in tema di immagine, fotografia, intelligenza artificiale, NFT, metaverso, tutte queste grandi rivoluzioni informatiche e digitali che stanno in qualche modo sconvolgendo i settori coinvolti. Sono 4 giornate in 4 province diverse con un unico formatore e anche degli altri collaboratori. Si cercherà di dipanare i dubbi e anche di trovare soluzioni per cavalcare queste novità e queste innovazioni e poter usufruirne per essere degli imprenditori migliori. Abbiamo questi 4 appuntamenti che la Confraginato del Veneto ha voluto organizzare per tutto il sistema della comunicazione per affrontare dei temi che veramente iniziano un po' a spaventare. Sì, decisamente sì, anche se ovviamente ci si spaventa di quello che non si conosce, ma specialmente perché fino a un po' di tempo fa pensavamo che gli esseri umani fossero esseri umani, che le macchine fossero macchine e pensavamo che mai ci sarebbe stato un dialogo, no, tra questi strumenti. E adesso invece questa cosa succede perché la nostra vita, il nostro lavoro, la nostra creatività si interseca sempre di più e quindi cambiano le professioni, cambiano le tecniche, ma cambiano anche il modo di pensare. Quindi il problema oggi è che dobbiamo capire che cosa vuol dire essere un pochino esseri umani, perché magari pensavamo fosse semplice da capire. Cos'è l'intelligenza? Oggi nello specifico parliamo qui a Treviso di intelligenza artificiale e quindi pensavamo che gli esseri umani sono intelligenti e le macchine no. Ecco, il problema è capire già questi dettagli, quindi è importante capirlo. Sì, e anche non spaventarsi, nel senso che qui ci sono fotografi, ci sono ICT, quindi gente che già lavora in qualche modo con le tecnologie, però magari si pensano di venire superati da questi nuovi strumenti, invece si possono cavalcare. Assolutamente sì, anzi, in realtà qualunque mestiere ha 2 elementi, il sapere, la cultura, la competenza e poi ci sono le esecuzioni, il fare le cose, che spesso sono degli automatismi, delle cose che si ripetono tutti i giorni. Ecco, quella parte del lavoro probabilmente potrà essere, se non sostituita, quantomeno integrata, velocizzata, il che vuol dire che i professionisti potranno sviluppare ancora di più il lato che è quello che compete loro. Quindi no, c'è qualcuno che dice no, le macchine non sostituiranno le persone, però le persone e i professionisti che useranno le macchine, ecco, quelle forse sì, quindi bisogna stare un pochino attenti. E poi non c'è solo chiaramente formazione come da docente in qualche modo, ma avete anche degli appuntamenti pomeridiani in tutti e 4 gli appuntamenti di laboratorio, diciamo così, quindi si proveranno anche. Sì, l'idea è proprio mettersi le mani, perché quando si vede da fuori, spesso ci sono i convegni, uno arriva, assorbe, poi va a casa e sembra che poi le cose si dimentichino, non si prendono tra le mani. L'intelligenza delle persone passa dalle mani. Peraltro noi siamo qui in un ambito di artigianato dove ovviamente questa cosa è importante. Quindi se non proprio operativamente, perché il laboratorio magari richiede degli spazi diversi, però di sicuro capire nella pratica, vedere, sperimentare, questa è una delle idee che abbiamo sviluppato all'interno di questa iniziativa. Ultima domanda, ICT, Digital Economy, Universo 3D, Content Creator e NFT, sono termini che voi comprendete, ma ce ne sono anche altri? Cioè ci si ferma qui o... Fa sorridere perché sembra che ogni 6 mesi ci sia l'hype, la grande scoperta, la grande rivoluzione e poi ne arriva un'altra. Ecco, il motivo per cui abbiamo fatto questi 4 appuntamenti è di far capire che non ci sono delle cose singole, c'è una visione generale. Quindi tra 3 mesi ci sarà un'altra cosa, sì, però se la guardiamo un pochino più dall'alto ci accorgiamo che è un tassello. 6 mesi fa si parlava tantissimo di NFT, adesso sembra che si parlava l'anno scorso di metaverso e sembra che no. Fanno parte di qualcosa che stiamo costruendo, sono dei mattoni. Se capiamo che non lavoriamo sui mattoni ma lavoriamo sulle case, allora capiamo che ce ne saranno altri di sicuro, ma comunque li dobbiamo mettere insieme. Il progetto Radar nasce da qualche anno di incontri con la categoria comunicazione di Confartigianato Imprese del Veneto.
Confartigianato Imprese del Veneto è formata comunque dalle provinciali, quindi gli incontri tra funzionari e presidenti della categoria comunicazione, appunto, formata da fotografi, grafici e ICT. Nasce da qualche anno, è un progetto che è in incubazione da qualche anno, anche perché fondamentalmente la categoria comunicazione ha avuto uno sviluppo proprio con gli argomenti che andiamo a trattare, che è stato esponenziale. Le iscrizioni sono state assolutamente congrue con i nostri pensieri, se non addirittura sopra alle nostre aspettative, perché comunque come primo appuntamento e come valore di contenuti siamo assolutamente all'avanguardia. Presidente, quanto è importante informarsi su queste cose per i vostri settori? È assolutamente fondamentale, anche perché se riusciamo come imprese a cavalcare, a utilizzare questi strumenti, saranno strumenti importantissimi per essere più competitivi e stare sul mercato. Se non impariamo ad utilizzarli, diventeremo succubi di chi invece li utilizzerà. A livello nazionale l'ICT è una categoria giovane, però si sta già dando da fare. Promuoverà iniziative di questo tipo anche sugli altri territori, perché è importante poi che queste cose le sappiano i più soci possibili. Assolutamente sì, e quando ho saputo di questo evento ho voluto venire a vedere come è organizzato, perché è secondo me una best practice da portare poi sul territorio, quindi assolutamente questo tipo di eventi sono necessari. Beh, nel nostro settore ovviamente è in continua evoluzione, rapidissima evoluzione, quindi per stare sul mercato anche in una situazione contingente dove stanno cambiando molte dinamiche anche a livello aziendale, quindi anche molte acquisizioni da parte di grandi gruppi e via dicendo, è molto importante anche sapere su quali tecnologie puntare, come differenziarsi, come distinguersi, se si vuole andare avanti come azienda e come identità. L'ICT in particolare è l'appuntamento di oggi, quindi se ne parla tantissimo in questi giorni, ChatGPT e tutte queste innovazioni. Siete più spaventati o lo vedete più come un'opportunità? No, assolutamente è più come un'opportunità, è la realizzazione di una cosa che già da tempo era un po' latente, non aveva ancora avuto una declinazione, diciamo, nel mercato, e questo è soltanto l'inizio comunque di quello che sarà un nuovo modo di lavorare, di vivere l'esperienza lavorativa, e qualcuno lo paragona addirittura a una seconda rivoluzione industriale, renderà il lavoro completamente diverso.